Allora, è un polpo e patate. Allora, è un classico della nostra cucina italiana, soprattutto meridionale, da Napoli a scendere. Allora, io l'ho voluta un po' modificare la ricetta, al posto di farlo in insalata fredda, farla in maniera tiepida e dare sempre la tonalità cremosa, croccante. Allora, abbiamo preparato una crema di patate fatta molto semplice, con una base di porro, patate tagliate molto sottili, far rosolare tutto, aggiungere dell'acqua, far cucinare la patata e mixare tutto con un mix a immersione. E viene, Una specie di purè. sì, un purè diciamo un po' più lento, mettiamolo così, per dare la nota cremosa del piatto. Poi abbiamo il polpo che abbiamo bollito precedentemente. Io consiglio semplicemente con acqua, sale, il tappo di sughero sono leggende metropolitane. Quanto sale deve esserci per l'acqua? 40 minuti di cottura. Quanto di cottura? E il sale uno regola a vista? Sì, non troppo perché già il polpo è un po' sapido. Allora, poi andiamo a mettere una padella antiaderente, un filo d'olio e andiamo proprio ad abbrustolire, che deve diventare croccante il polpo. L'importante è che non si cucina ben cotto il polpo, perché completiamo la cottura nella Quindi padella. con la bollitura fai 40 minuti così non si cuoce troppo. Esattamente. Perché altrimenti per farlo bollito quanto sarebbe? Un'ora di cottura, No, no? no, sarebbe 47-50. Quindi 10 minuti Sì. risparmiamo. Aggiungiamo del pepe mix, io metto del pepe rosa, verde e nero per dare una nota speziata al piatto e un pizzico di sale. E nel frattempo che il polpo si abbrustolsce e riscaldiamo la crema di patate, andiamo a tagliare i pomodorini in quattro, che il pomodoro darà la nota acida del piatto. È un pomodorino nostro locale. Spiegami questa cosa, nota acida, cioè quando si prepara un piatto del genere, voi ovviamente vi fate un'idea del tipo di sapori e tu pensi di prima che ci vuole una nota acida. Ognuno ha i propri concetti di cucina. Per me un piatto è importante che deve avere una nota acida, una nota leggermente dolce e una nota croccante. Quindi il croccante ce lo dà il Sì, polpo, il polpo, la cremosità la patata e l'acidità il pomodorino. E poi lo completiamo con un olio da basilico che darà la freschezza al piatto. Perché secondo me quando vai a mettere tutti questi sapori in bocca sono sempre dell'idea che la mente deve, nel primo impatto dice oh cosa sto mangiando, poi piano piano le papille gustative iniziano a comporre il piatto e secondo me questo è per fare un gran piatto. Ben vedete sta iniziando a brustolirsi, dovete darvi anche con l'aiuto di una pinza e girarlo. Quando vedete che si va formando questa crosticina, questo è il croccante del polpo e del piatto, allo stesso tempo. E lo andiamo a servire tiepido, la differenza della classica insalata di patate e polpo. A volte bastano pochi elementi per fare un buon piatto. Non e a volte occorre- troppi elementi lo rovinano. Sì. A volte bastano quei 2 o 3 ingredienti L'importante per me è la cottura. Se uno azzecca tutte le cotture viene un gran piatto. La parte del sud del Mediterraneo ha meno intensità di sapore il pesce, forse sarà un fattore organolettico, cosa mangiano, il mare, le correnti. Sincero non so qual è la causa, però qui è più saporito il pesce. Il polpo è pronto, nel frattempo noi andiamo a servire questa crema di patate tiepida. Questo impiattamento è molto semplice, basta mettere al centro la crema di patate, il piatto o lo battete da sotto o date una leggera rotazione sferica. Per spalmare. Sì, per allargare un po' la crema, che altrimenti al centro c'è più crema e nei laterali di meno. E poi andate ad assemblare il piatto. Allora, queste porzioni sono più piccole perché stiamo facendo un menù degustazione. Andiamo a mettere ora il pomodorino. Questo è un antipasto. Sì. E completiamo, come al solito, con l'olio al basilico che dà la nota fresca al piatto. Poi, per chi vuole, per aggiungere una nota maggiore di freschezza, possiamo mettere una polvere di sedano. Questa l'hai fatta tu? Sì, E come si fa? Si secca? sì, viene disidratato al forno le foglie di sedano Per quanto a tempo? 30 gradi per circa 4 ore. È importante, più bassa la temperatura, più rimane il verde
più colorato, mettiamola così. Quindi se hanno un essiccatore tanto meglio. Sì, sì, un essiccatore è decisamente meglio. Poi viene tutto mixato in un frullatore e poi passato a setaccio fino per ottenere questa polvere. E questo serve da cosa? Queste Dice? di sedano, ma con questo procedimento si possono fare tutte le polveri che si vuole. E tu hai messo questo sedano per dare quelle note? Ancora più freschezza al piatto. Freschezza. Ok. Sì. Perfetto.